Ecco. Buonasera a tutti, siamo qua per la seconda serata organizzata dal Circolo Speleologico e Idrologico Friulano. È la manifestazione all'interno, diciamo, della collaborazione con la Società Alpina Friulana nel programma Una montagna di cultura. Ringraziamo tanto innanzitutto l'ospite, quindi colei che ci ospita, la direttrice Paola Visentini del Museo di Storia Naturale. Ringraziamo anche i patrocinanti, i patrocinatori della manifestazione, quindi Regione, Fondazione Friuli e Comune di Udine. Questa sera parliamo di speleologia presente e con anche delle cose che serviranno per il futuro. L'altra volta abbiamo parlato della speleologia e il passato con la preistoria. Oggi parliamo dell'acqua. L'acqua è un bene, come vi spiegheranno, raro, diciamo, e prezioso, e se lo sprechiamo o lo utilizziamo male o lo trattiamo male ne subiremo le conseguenze. Imparerete a conoscere che l'acqua che bevete a Udine arriva da territori carsici, ma non voglio anticipare quello che vi diranno i due relatori, che vi presento. Franco Cucchi, posso dire o professore all'Università di Trieste, e sempre il professor Furio Finocchiaro, sempre dell'Università di Trieste, ma sono orgoglioso che tutti e due sono soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano. Quindi buon ascolto, e se ci sono dopo delle domande i due relatori sono a vostra disposizione. Grazie. Sentite lo stesso? No. Sapevo che... No. Se si siede lo possiamo anche liberare, possiamo dargli questo. Sì, è più facile perché sennò non è drammatico per me parlare senza camminare. Va bene. Buonasera a tutti. Iniziamo dal titolo. Il titolo è Grotte e acqua. Mi dispiace per gli speleologi, ma io lo girerei acqua e grotte. Perché quello che è il motore essenziale di tutta la storia è sempre comunque l'acqua. L'acqua nel suo ciclo, chiamiamolo ciclo dell'acqua, d'accordo, è il motore della modificazione del territorio, è il motore dell'arricchimento delle falde e quindi della presenza dell'acqua nel sottosuolo, è il motore, come vedremo, della formazione delle cavità e delle grotte e dei sistemi di falde. Quindi l'acqua che è il motore. C'è poi la morfologia per quanto ci riguarda, nel senso che l'acqua piove su un territorio e in funzione delle forme di questo territorio si comporta, come abbiamo visto nella prima diapositiva, ruscellando e entrando nel sottosuolo, formando laghi, fiumi, eccetera, eccetera. Quindi ecco che la geomorfologia della nostra regione è la carrozzeria, chiamiamola così, del ciclo dell'acqua e di quanto andremo a vedere. Quell'immagine a sinistra in piccolo è il Canino. Per chi conosce questi posti, ma tutti quanti penso che qua il 90% sono speleologi, no? O ho errato 80. Vabbè, comunque, i canini lo conoscono tutti comunque. Come vedete la pianura è verso sud e invece la parte nord è rilevamento montuoso. Il tutto è legato anche naturalmente al telaio di questa, quindi motore, carrozzeria e telaio, il telaio della geologia. Cioè le formazioni rocciose, le litotipi, le rocce che affiorano e sono state messe, diciamo, in posto dalla tettonica, e la tettonica che le ha movimentate.
Come vedete da questa carta tutta bella colorata, è una carta geologica classica, nel senso che ad ogni formazione di determinata età è dato un colore. Quindi qui sono tutte le formazioni, tutte le rocce che vanno dal Paleozoico fino all'attuale. Se noi vogliamo, diciamo, fare una sintesi ed arrivare a quelle che sono soltanto le aree, le rocce che ci interessano, che sono le rocce carbonatiche, cioè essenzialmente quelle calcaree o appena calcaree o dolomitiche, allora ecco, si vede che questa, diciamo, presenza è abbastanza variegata nella nostra regione ed è allungata a seconda est-ovest, perché quasi sempre tutta la geologia è est-ovest, e abbiamo praticamente tre fasce. La fascia più a nord è la fascia più antica, sono i calcarei paleozoici, quelli più antichi. Poi abbiamo una fascia centrale che sono roba triassica, mediana, e poi sotto tutto quello che è cretacico e così via. Sono tutte rocce calcaree, sono tutte rocce che si fanno in qualche maniera lentamente corrodere nell'acqua. In marrone ci sono poi segnate delle rocce speciali che in verità non sono tutte carbonatiche, anzi sono poco carbonatiche, ma hanno al loro interno tutta una serie di affioramenti di livelli carbonatici, per cui sono interessate da un carsismo particolare che, come vedremo, è quello che circonda il Bernadia e caratterizza le valli del Torre del Martisone. Queste qui quindi sono quelle che oggi come oggi possiamo chiamare le aree carsiche della nostra regione, della nostra regione, parte motore naturalmente. Qua è saltato completamente la parte, diciamo, di Carso classico e la parte di Cansiglio Cavallo. Per analizzare, per comprendere meglio l'intima connessione fra rocce e acqua, o meglio fra rocce e deposito di acqua e acqua, bisogna cominciare a guardare tutto quello che riguarda un po' la morfologia e un po' il resto della nostra regione. Nel caso specifico può aiutarci per esempio la carta delle linee idrografiche, cioè in pratica il reticolo idrografico della regione. Io ho insegnato in rosso, tanto per fare un esempio, diciamo alcune aree che palesemente non sono interessate da fiumi, fiumiciattoli e corsi d'acqua. Sappiamo che una delle prerogative del carsismo e delle aree carsiche è quello di non avere in superficie reticoli idrologici. Quindi già vediamo che già di primo acchito si possono riconoscere alcune aree in cui molto probabilmente l'azione carsica ha fatto sì che non ci sono fiumi in corsi d'acqua, essenzialmente in superficie. Nella diapositiva nella figura di sotto invece vedete sono segnate tutte le sorgenti, tutte le emersioni d'acqua segnalate e presenti nella nostra regione, prese dalle carte topografiche e così via. Vedete che alle aree in cui non c'erano reticoli idrografico corrispondono però parecchie e numerose sorgenti. E questo cosa ci dice? Dice che evidentemente non c'è acqua in superficie, ma ci deve essere acqua in profondità, perché sennò le sorgenti non ci sarebbero. Infatti se poi si vanno a vedere alcune di quelle aree si vede che corrispondono alle aree segnate in verde oppure in marrone della carta, chiamiamola geologica semplificata. Adesso andiamo, a vedere come mai, che elementi abbiamo noi per decidere che un'area è più o meno calcificata e che un'area è di interesse per le sue acque sotterranee. Beh, l'interesse è prettamente speleologico e carsico, perché oltre a non avere corsi d'acqua in superficie, è normalmente interessata da cavità che sono i punti da cui l'acqua entra in profondità senza scorrere in superficie. Ecco che quindi se noi tabelliamo gli ingressi delle cavità presenti nell'area delle Alpi e Prealpi friulane, ecco che vediamo che ci sono delle aree in cui il numero di ingressi sono particolarmente presenti e zeppe. Guarda caso
Beh, è ovvio che è così, d'accordo? Incominciamo a riconoscere delle aree che sono quelle in cui avevamo visto affiorare la roccia verde, che sono le rocce calcaree, e quindi possiamo riconoscere tutto un insieme di aree carsiche. Questo è l'inizio di quello che in questo momento è una iniziativa regionale della regione, del servizio geologico della regione, che sta cercando di, collaborando con il servizio dell'idraulica, di riconoscere quali sono le aree carsiche della nostra regione, quali sono i loro limiti, quali sono le loro potenzialità. E quindi tutto incomincia a rientrare nel grande discorso di cui parlava prima il Presidente, che sarebbe quello dell'acqua bene prezioso. In verità in Friuli, come voi sapete, l'acqua forse ce n'è anche troppa in abbondanza, però c'è un problema, è l'acqua buona che è un bene prezioso, perché l'acqua cattiva, l'acqua inquinata, l'acqua contaminata, l'acqua utilizzata non serve a niente, anzi diciamo, è dannosa anche per le industrie. Ecco che quindi l'idea di conoscere quali sono le potenzialità idriche di aree in cui normalmente le attività umane sono ridotte al minimo, perché le aree carsiche sono anche normalmente aree difficili per l'impostazione dell'uomo, dell'attività dell'uomo e così via, proprio perché manca l'acqua in superficie, qui poi ci sono anche rilievi di una certa importanza. Ecco che è fondamentale imparare a conoscere e conoscere meglio quali sono le potenzialità di tutte le aree carsiche, e in modo tale da poter poi eventualmente proteggerle oppure emanare delle direttive tali da conservare queste acque, perché come io spesso ripeto, le acque carsiche sono abbondanti, sono tante, però sono come un pugile, nel senso che non fanno vedere di prima istanza tutti i pugni che hanno ricevuto nella vita. Però a un certo momento hanno l'ultimo incontro, basta un bambino piccolo che dà un colpo nel posto sbagliato, anzi nel posto giusto, e il pugile crolla. Così i corpi calcarei, le acque calcaree, le acque contenute nei calcari nelle aree carsiche non dicono subito siamo inquinate, però nel momento in cui sono inquinate lo restano per sempre, diversamente dalle altre acque che per esempio sono le acque di pianura e così via, che a un certo momento siamo in un discorso che diventa complicato. Io qui ho segnato alcune delle principali aree, diciamo, carsiche della nostra regione. E come vedete abbiamo le aree carsiche che sono legate alle rocce permo-carbonifere, eccetera, su in alto, Coglia, Zermula, Cavallo Timau, e poi abbiamo tutte quelle legate ai calcari, diciamo, triassici e cretacici, che sono Verzegni, Savasini, Spradis, Resetù, Canin e Montimusi. E poi, che già vedete come sono distribuite, eccetera, tutta quanta la parte di area carsica complessa di che è Bernadia, Torre Antesione e Mataior. Bernadia e Mataior sono due aree carbonatiche, quindi sono delle piccole aree, diciamo, a carsismo classico, mentre invece le valli dell'Antesione non sono a carsismo classico, ma di questo vi parlerà molto più diffusamente il mio collega. Per inciso, visto considerato che si può anche avere questo, vedete qui è una carta delle sorgenti semplificata, è una carta delle sorgenti captate ad uso potabile. Cioè tutte queste sorgenti sono captate oggi come oggi per l'alimentazione a comuni, a zone, eccetera e così via. Allora, vedete che nelle aree carsiche che abbiamo segnato cadono non tante, ma comunque parecchie sorgenti. Alcune di queste sorgenti sono importantissime e hanno grosse portate e sono quelle utilizzate di più. Ed è in queste aree che adesso in qualche maniera la regione e diciamo l'università e con l'università anche la speleologia della sono impegnate a studiare le caratteristiche peculiari di questi bacini carsici. Immaginine, passiamo a Podlanisce, Preorea e così via, quindi un pochettino di sorgenti, cavità e così via, in cui c'è l'acqua, tanto perché siamo abbastanza abituati a vedere.
Vado di fretta, però devo fare un po' di lezione, mi dispiace. Perché un'altra delle cose importanti da capire nel comportamento delle acque nei volumi carsici è il loro comportamento, cioè la velocità con cui si muovono e la diffusione che hanno nell'ambito del massiccio e del volume più o meno occupato. Allora, le acque oggi come oggi sono contenute in due tipi di materiali. Uno sono i materiali sciolti, materiali alluvionali, cioè quelli deposti dai corsi d'acqua, dal mare e così via, e un altro sono le rocce. Le rocce, questo è un disegnino tipico della, una sezione nord-sud, diciamo così, della pianura friulana. Normalmente i depositi alluvionali sono depositi creati dai fiumi che discendono dalle montagne. I fiumi arrivano in quello che in quel momento è una pianura, depositano prima materiale più grossolano e poi man mano depositano materiale più fine. Il risultato è questo, questa mescolanza in cui a monte abbiamo ghiaie prevalenti e poi andando verso mare abbiamo un'alternanza di ghiaie, sabbie, argille, limni eccetera, e si generano tutta una serie di acquiferi differenziati. Allora, qui l'acqua entra in tutti i pori in cui può entrare, con continuità. Quindi uno fa un buco, un pozzo, e trova dell'acqua. Poca, tanta, dipenderà dove l'ha fatto, ma comunque trova l'acqua sempre. Quest'acqua però si muove molto lentamente, d'accordo? Nelle ghiaie si muove a qualche metro al giorno, nelle sabbie si muove qualche centimetro, decina di centimetri al giorno, dipende dalla porosità e così via, eccetera. Quindi è un flusso lento, diffuso, presente ovunque. Nelle rocce invece l'acqua penetra attraverso le cosiddette, quelle che oggi chiamano le discontinuità delle rocce. Quali sono le discontinuità delle rocce? Cioè, le rocce sono, dipende dal tipo di roccia naturalmente, essenzialmente la fratturazione a cui è subito il materiale roccioso, la stratificazione se il materiale roccioso è sedimentario, e fra le fratture ci sono poi quelli lungo le quali sono venuti movimenti che non si chiamano più fratture ma si chiamano faglie. Quindi tutto un insieme di discontinuità che possono essere più o meno beanti, più o meno aperte, più o meno diffuse, più o meno intense, e in cui l'acqua può lentamente entrare. Ovviamente l'acqua entrerà più velocemente se le fratture sono un poco più aperte e tenterà ad entrare se le fratture sono poco. Però l'acqua qui circola sempre e soltanto attraverso le fratture. Quindi ci possono essere volumi rocciosi assolutamente privi di acqua e tanta acqua dentro una frattura. È un'altra maniera di circolazione. Se le fratture sono molto aderenti, molto piccole e discontinue, praticamente l'acqua non va molto lontano, resta ferma lì. Nel momento in cui invece le fratture sono poco più aperte, l'acqua può muoversi. E può muoversi più o meno rapidamente in funzione dell'apertura di queste fratture. Ed è qui che entra in funzione il carsismo, perché anche qui la suddivisione della massa rocciosa può essere minuta e quindi possiamo avere una rete a circolazione dispersiva, nel senso che ogni fratturina porta un po' di acqua, se la porta, oppure possiamo avere delle rocce che si fanno calcificare, che si fanno corrodere, che si fanno sciogliere, per cui pian piano lungo queste fratture abbiamo l'allargamento dei vani e una circolazione sempre più veloce. Ma la circolazione sempre più veloce significa che può contenere sempre più acqua. Ecco che quindi in funzione della tipologia del carsismo, noi possiamo avere acquiferi di diverso tipo. Ed è qui che entra in gioco anche la speleologia, perché l'unica maniera per andare a vedere come sono distribuite, come sono ampliate, se hanno o non hanno acqua, le fratture e così via, o è tappezzare la montagna di sondaggi meccanici a calottaggio continuo, oppure investigare, studiare tutte le aperture, tutte le cavità che possiamo trovare nel volume, in modo tale da avere un'idea di come è il resto del volume. Non so se mi sono spiegato. Ecco che quindi, oggi come oggi, qua siamo a San Giovanni d'Altro, che vedete che l'acqua c'è, di qua e di là c'è sempre un pochettino.
Come si studiano questi acquiferi carsici? Essenzialmente, vado molto velocemente, ma tanto per capire come oggi è un qualche cosa che ha assoluta necessità della collaborazione di competenze e tipologie di persone diverse, ma soltanto dalla comprensione di queste conoscenze si può avere tutto. Allora, oggi come oggi esiste una strumentazione che ci consente di analizzare, chiamiamola così, quella che viene impropriamente definita la memoria dell'acqua, nel senso che noi possiamo studiare con una precisione indescrivibile oggi come oggi con questi strumenti la composizione chimica, la composizione geochimica, l'entità degli isotopi presenti dentro queste acque, quindi possiamo capire quali rocce hanno attraversato, possiamo capire da quanto tempo sono dentro il massiccio, possiamo capire più o meno da che quote sono arrivate dalla superficie verso l'interno, e quindi possiamo capire molte cose. Non però possiamo capire altre per le quali è necessario prima un'esperienza diretta di quelli che sono i vuoti e i vacui dentro cui l'acqua si muove, un'altra analisi che è quella di vedere il comportamento dei pochi punti d'acqua da cui l'acqua esce, d'accordo? E un'altra è l'ultima, che è quella di iniettare delle sostanze permesse in alcuni punti per vedere come da quei punti alle sorgenti l'acqua si è mossa. Per fare tutto questo è necessaria strumentazione, ma è necessario persone, perché senza un numero non grande di persone non è possibile andare da nessuna parte. Perché? Perché è evidente, nel momento che io devo studiare una grotta ho bisogno di più speleologi che vanno a studiare una grotta. Nel momento in cui devo prelevare campioni di pioggia, di corso d'acqua, di sorgenti, devo avere più gente che va a prelevare queste acque. Nel momento in cui faccio delle prove per vedere come queste acque si sono diluite nel tempo, ho bisogno di gente che vada a prendere, che porta campioni, che li porta analisi, gente che studia le analisi per via. Quindi oggi come oggi, d'accordo? Queste cose vanno fatte sempre comunque in grande collaborazione, e fra i collaboratori gli speleologi sono, forse, posso dire senza rigore, i più importanti, perché sono gli unici che possono andare in certi porti, in certi punti, che conoscono certi tipi di comportamenti. Faccio due esempi rapidi o ti passo subito la parola? Allora, un esempio di come si abbordano le cose, ma qui la problematica era relativamente semplice, è per esempio il Monte Canin. Il Monte Canin è un massiccio carbonatico calcareo fittamente interessato alla cavità, nel senso che ha un numero di cavità per chilometro quadrato assolutamente indescrivibile, come sono tutti quelli che hanno dovuto evitarli per non caderci dentro i pozzi e così via, eccetera, d'accordo? Ed è circondato da alcune sorgenti molto importanti che, portano parecchia acqua in maniera anche normalmente pittoresca. Fra queste sorgenti, diciamo che la più importante è indubbiamente il Fontanone di Goriuda in Italia, e invece le sorgenti Boca giù in Slovenia. Perché il Canin è attraversato oggi come oggi da un confine di Stato. Il confine di Stato cammina più o meno lungo lo spartiacque geografico. Ora, il Canin è stato tappezzato da indagini speleologiche che hanno trovato l'acqua, non hanno trovato l'acqua, cioè si sa abbastanza bene l'interno come eccetera. È stato tappezzato da prove contraccianti, e le prove contraccianti hanno tante volte scoperto quello che era banale scoprire, e tante volte hanno negato quanto era stato appena scoperto. Nel senso che non tutte le prove contraccianti danno sempre gli stessi risultati. Dipende un po' da quanto piove, dove piove e queste cose qui. Per inciso comunque è un massiccio carbonatico zeppo d'acqua, una poi è usata anche dagli sloveni in maniera abbondante come cosa, d'accordo? E non si sa esattamente, d'accordo,
non si sapeva esattamente quali sono, posso dire, le competenze italiane rispetto alle competenze slovene, perché la protezione delle acque in superficie di solito dipende dagli stati. Ecco che quindi, al di là delle analisi chimiche, analisi geochimiche che sono state fatte, eccetera, che sempre mettevano in dubbio certe cose, non erano, eccetera, nel caso specifico basta fare un po' di vera geologia e possiamo risolvere il problema, perché nel momento in cui si fanno delle sezioni geologiche, e vedete lì sono due in basso, dopo diciamo due parallele e così via, si scopre che cosa? Si scopre che all'interno della massa rocciosa non è tutto calcare, ma ogni tanto ci sono delle intersezioni di roccia dolomitica che sono meno calcificabili dei calcari. Quindi queste rocce cosa fanno? Queste rocce fanno da blocco della circolazione e le acque, invece che andare in verticale e poi diciamo muoversi in orizzontale, si muovono in un'altra maniera. Il risultato qual è? Il risultato è che lo spartiacque idrogeologico è nettamente a favore come quantità d'acqua, è nettamente a favore della Slovenia, mentre invece lo spartiacque diciamo di alimentazione di Oriuda è limitato. Questo però che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che noi inquiniamo e contaminiamo nella nostra parte può anche finire in Slovenia. Allora, e vi faccio notare, tanto così, tanto per non far scherzi, che l'80% delle piste da sci, l'80% i rifugi, le cose eccetera, sono tutti dalla parte sbagliata per noi degli altri. Fontanone di Goriuda e invece andiamo a Timau. Sapete tutto di Timau? Posso andare via veloce? Sì? Beh, io non lo so, ma fino a poco tempo fa non si sapeva esattamente da dove venisse quell'acqua, vero? Indubbiamente le analisi chimiche, l'analisi idrochimica, la geochimica diceva che c'era una mescolanza strana di acque, che arrivavano delle acque che non erano proprio quelle soltanto del pizzo di Timau e così via, e quindi c'era il dubbio che le acque potessero venire da più lontano. Però oltre alla geologia, la connessione Monte Volaia, Monte Coglians, Monte Croce e Pizzo Timau è tutta una zona di tutto calcare, quindi non stupirebbe che l'area carsica sia unica, d'accordo? Le sezioni geologiche ci mostrano, come vedete, il verde sono calcari, tutto quello che non è verde non è carbonatico e quindi non contiene grotte. Comunque se si fa una sezione est-ovest e due sezioni trasversali si vede che comunque la connessione in qualche maniera da est verso ovest esiste ed è possibile. Però come sempre bisogna provare le cose. E per provare le cose l'unica maniera è fare un'iniezione di tracciante. Eccoci qua, si fa lavoro, i posti non sempre facilmente raggiungibili, d'accordo? Preparazione del tracciante, immersione del tracciante, tinopile, ma vabbè, tinopile e non fluoresceina. Perché? Perché la fluoresceina si vede e il tinopile no. Eppure la fluoresceina non fa male e il tinopile sì. Comunque, quelli dell'acquedotto hanno deciso che preferivano il tinopile. Caro Presidente, vabbè, così è. Monitoraggio di tutte le soggetti possibili e immaginabili intorno a quello, un sacco di gente che lavorava, prelievo di campioni, un sacco di gente che lavorava. Risultato, l'acqua dal Coglians arriva a Timau. Non c'è ombra di dubbio, e quindi uno che oggi vuole proteggere le acque delle fontanoni di Timau deve tenere presente che la contaminazione può arrivare anche da molto lontano e da zone che sono extra, diciamo, abitudine di dove andiamo a lavorare. Tanto per mettere un puntino. Un altro dei problemi fondamentali che sta prendendo piede adesso, che è molto importante, invece è il problema delle acque contenute nel Bernadia e nelle intercalazioni carbonatiche presenti nel bacino del Torre del Natisone.
è un'area in cui la speleologia sta andando alla grande in questo momento, è un'area in cui le sorgenti sono importanti talora e sono molto spesso anche utilizzate, è un'area in cui le cui acque poi in qualche maniera poi arrivano in pianura da dove sono utilizzate anche composte e così via, quindi è un'area classicamente molto importante, ma di questo vi parlerà Furio, che è uno dei motori recenti degli studi su quest'area. Più alto, devo abbassare un po'. Cambio. Questo è, diciamo, il massiccio della Bernardia visto dal castello di Udine. E questa è, come dire, la nuova carta delle aree carsiche, quella in lavoro di cui vi ha parlato prima Franco, che ha appunto un obiettivo diverso, cioè considerare le aree carsiche come dei serbatoi di rocce fratturate, quindi mettendo insieme non solo le aree carbonatiche piene di doline, piene di grotte, ma anche le aree dolomitiche in cui i fenomeni classici sono meno frequenti o anche assenti, ma in realtà al cui interno, sia pure più lentamente, perché come ha fatto vedere Franco, nelle Dolomiti le fratture sono più piccole, sono meno incalzite, ma insomma è sempre un acquifero di tipo fratturato, in cui i movimenti delle acque sono simili a quelli dei massicci calcarei. In sovrappiù, l'abbiamo già detto più volte, la zona della Bernardia, la zona delle valli dell'Antisole è ulteriormente complicata dal fatto della vicinanza di due rocce diverse. Quella marron è il flysch, ovvero appunto alternanza di malle arenarie, rocce composte da minerali come quarzo, felspati, argille. In linea di principio è una roccia impermeabile, ma al cui interno c'è un bel numero di enormi strati, megastrati, spessi anche 15 o 20 metri, fatti di nuovo da rocce carbonatiche di varie dimensioni. Quindi ne viene fuori un paesaggio particolare, cioè esiste un'idrografia superficiale, esistono i rii e ruscelli, ma esistono anche gli ingressi delle grotte. A ulteriormente complicare la situazione c'è la tettonica, c'è quella macchia verde che è il vero e proprio massiccio della Bernardia fatto da calcari che tra l'altro sono calcari più antichi del flysch che gli sta intorno, perché quello che vedete, queste linee sono delle linee tettoniche, dei sovrascorrimenti, insomma il mazzo di carte delle rocce della regione è stato mescolato e le carte che dovevano stare sotto se ne stanno sopra. Il massiccio della Bernardia è attraversato, lo sappiamo benissimo, geografia, verso ovest dal Torre, verso est dal Cornato. A valle, una volta che il Torre è arrivato in pianura, nella piana di Zompita, ci sono delle importantissime prese dell'acquedotto che rifornisce una buona parte della città di Udine, ma in realtà anche più a monte, nella zona delle sorgenti del Torre, davvero un po' su, c'è una grande opera di presa del Capdo. Queste sono due immagini del Torre e della valle del Cornapo. Non sono molto chiare le fotografie. Questa immagine è un'immagine tratta da una grande opera di presa di acque potabili, cioè c'è una specie di
camera di stanza sotterranea artificiale profonda 12-15 metri e che avrà 15-18 metri di diametro, e da quella parete si ripartono tutta una serie di tubi forati che entrano nella montagna, e tutto ciò che percola attraverso la montagna finisce in quei tubi, finisce in questo tubone, finisce in questa gigantesca vasca da cui il grosso del materiale detritico già comincia a decantare, e poi quest'acqua viene trattata in un certo modo e finisce nei nostri rubinetti. Lato Cornapo più o meno la stessa cosa. Non so quanti di voi girando appunto in Friuli per la montagna vedete questo tipo di casette. Dietro ci può essere, come in questo caso, una galleria che porta verso una parete di cemento tutta forata, di cui di nuovo trasuda tutta l'acqua della montagna, no? Questo per dirvi che lo studio di questa zona è importante per il futuro, per poter avere, come dire, nuove sorgenti da captare, ma è importante anche perché adesso noi utilizziamo quest'acqua. E quindi, come dire, l'ABC della gestione delle acque, della conservazione delle acque, è sapere le zone di alimentazione della sorgente, cioè sapere quando piove su quel monte l'acqua poi da che sorgente esce. E questo è il motivo per cui sono stati fatti questi esperimenti di tracciamento sulla Bernardia. Bernardia, appunto, che è ricca di grotte, i punti bianchi, non solo diciamo, che coincidono con la zona verde, che sono i Cagliari, che è normale, ma anche parecchi punti bianchi, parecchi ingressi di cavità anche nella zona marron, ovvero nella zona in cui il flysch è attraversato dai banconi carbonatici. Il primo a studiare questa zona, scrivendo una monografia sulle aree carsiche di Villanova, fu Egidio Feruglio, dopo il suo ritorno dall'Argentina, un libro pubblicato nel 1952, molto bello, molto completo. A quei tempi non erano moltissime le grotte conosciute. La grotta Doviza a quei tempi forse veniva chiamata grotta vecchia di Villanova, e credo che venga esplorata, Umberto aiutami, alla fine dell'Ottocento già, mentre invece la grotta nuova di Villanova, quella che adesso è visitabile turisticamente, nel 1928, 24, 25, in quel periodo là. Poi si conosceva la grotta di Vedronza, che è una grotta suborizzontale che praticamente esce a livello del Tore, e il sistema Viganti-Preoreac, che di nuovo invece, diciamo, si sviluppa sul lato del Cornapo. Queste due grotte orizzontali, Vedronza e Preoreac, hanno la caratteristica di essere, come dire, facilmente percorribili nella maggior parte dell'anno. Solamente quando ci sono delle piogge intense formano, come dire, esce da queste grotte una grande quantità di acqua. Allora, uno dei problemi, come dire, che voleva risolvere Feruglio era: ma le acque che scorrono nella grotta nuova di Villanova, che è una grotta molto particolare, una delle poche grotte in cui la corrosione dei calcari e l'erosione del flysch, come dire, agiscono in contemporanea. La grotta Doviza, vedete, cascate, ruscelli, quindi anche Feruglio sapeva benissimo che in queste grotte passava un fracco d'acqua. Dove esce? E quindi lui fa un esperimento di tracciatura già a quei tempi con la fluoresceina. Non mi ricordo quante ne mette, ma ne mette tanta, perché come vedremo più avanti adesso noi abbiamo degli strumenti
grado di misurare parti per milione di molecole di fluorescenza nell'acqua. A quei tempi quegli strumenti non esistevano, bisognava metterne tanta e vedere che l'acqua delle sorgenti diventava verde. Adesso se facciamo una cosa del genere, i colleghi del CAF ci tolgono il saluto o peggio, quindi bisogna essere molto più rispondenti. A quei tempi, per fortuna, Ferruglio poté essere generoso nel infilare il fluoresceina. Ne tracciò le acque della Slobizza, tracciò le acque della grotta di Villanova, mandò anche lui persone in tutta una serie di sorgenti nella parte alta del Torre. L'unica sorgente da cui gli uscì un po' di acqua verde è la sorgente Lustig, che è una sorgentella, eccola qua, non è una bella fotografia, questo è un albero, ma come dire, è una sorgentella che non dice quasi nulla, passa sotto il ponte, crea questo piccolo ruscelletto che poi finisce nel Torre. Come dire, un po' strano l'idea che tutta l'acqua di quelle due grotte poi alla fine esca solamente da Musti. Però così scoprì Ferruglio nel 52. Quindi noi abbiamo due grotte le cui acque finiscono sicuramente nel Torre. L'abisso di Viganti, che credo che molti di voi possano aver visto perché all'ingresso si riesce a entrare, è collegato con la grotta Preoriac, quella suborizzontale a livello del Cornappo. E lì lo sappiamo perché oltre agli speleologi normali, che sono già un po' pazzi di loro, ci sono degli speleologi particolarmente pazzi, che sono gli speleosub, per cui più o meno nel 54 o 56, non mi ricordo chi fu il primo, ma a passare questi 20 o 30 metri di galleria completamente allagata, entrando da Preoriac e uscendo da Viganti. Quindi noi sappiamo che le due grotte sono fisicamente collegate da un tratto di galleria che rimane sempre pieno d'acqua, quello che si chiama un sifone. 2013 il Circolo Geologico Speleologico Friulano scopre una grotta nuova chiamata Tirfon, se ben ricordo dal nome di uno strumento che è servito per aprire l'ingresso. Non è un bel nome, ma è stato deciso così. Come vedete sotto, si sa che le grotte non finiscono mai, cioè finiscono quando finisce la pazienza degli speleologi di continuare a trovare nuovi rami. Pazienza che finisce quando trovano un'altra grotta che sembra più promettente. In questo momento la grotta Tirfon ha circa 6,5 km di sviluppo. Sembrano tanti, in realtà sono pochissimi. Franco non ha detto che il sistema delle grotte del Canin fanno probabilmente 70-75 km di sviluppo, che rappresentano il sistema carsico più ampio d'Italia. Però il Mammoth Flint Cave cosa fa? 212 km, 215 km, ma probabilmente esplorati, sì, ma probabilmente i cinesi gliela cacceranno sicuro. No. Comunque insomma noi se non la trovano la fanno, se non trovano la costruiscono. Noi dei nostri 6 km di grotta siamo orgogliosi. La cosa interessante è che questa grotta si trova a metà strada fra le grotte che sappiamo buttare nel Torre e le grotte che sappiamo finire nel Cornappo. Poi questa zona qui, sto flish, è come un wafer, cioè c'è la pasta e la crema di Nutella e sono indipendenti fra di loro. Ognuna si sviluppa in un suo bancone, quindi il bancone cosiddetto di Chialminis, perché è quello che passa per il paese di Chialminis, in cui si sviluppa Tirfon,
Dove manda le sue acque? Non si sa. Anche la grotta Tirfo è piena d'acqua, come vi fa vedere questa fotografia, ma anche questa, gli speleologi si divertono, e in realtà, torno indietro un attimo, ci sono almeno 2 corsi d'acqua, smentitemi se sbaglio, uno porta in questa direzione, quindi vagamente in direzione Torre, l'altro porta verso qui, verso est, vagamente direzione con Napoli. Quindi si decide di andare a mettere 2 coloranti diversi, Stropinopal e la fluoresceina, nei 2 corsi d'acqua con direzione opposta. Però prima di tracciare, di colorare l'acqua di una grotta, bisogna fare una serie di, conoscere una serie di dati. Primo, andarsi a cercare le sorgenti che almeno potenzialmente possono essere collegate con quelle grotte. Prima regola, chiedere agli speleologi di fare un rilievo, farsi dare dagli speleologi qual è la quota più bassa in cui loro vedono l'acqua e andare a cercare sorgenti che siano ancora più in basso, perché l'acqua in salita non va. Avere un attimo una valutazione di quali sono le portate delle sorgenti, quanti litri d'acqua escono dalle sorgenti, avere una vaga idea, una stima, no, di quanta acqua passa per questo ruscello, che non sono operazioni facili e che sono indispensabili sia per fare un bilancio idrogeologico sia soprattutto per avere dei dati con cui fare i conti di quanto colorante mettere per evitare di far diventare il Torre verde, che sarebbe un disastro. Installare su alcuni punti importanti degli strumenti in continuo, i fluorimetri in continuo, che in qualche modo registrano in continuo l'eventuale arrivo della fluoresceina, mentre invece bisogna rompere le scatole a un numero elevatissimo di amici speleologi a cui dare una carta con tutte le sorgenti, poi alla fine ho fatto un po' una sintesi, ma con uno schema di lavoro del tipo, ma lo vediamo un attimo più avanti, 2 esempi di che cosa vuol dire una sorgente non captata, degli strati di roccia da cui esce acqua, 2 dei piccoli rii nella zona a nord di Vedronza, posti bellissimi, geologi e speleologi e raccoglitori di funghi sono gli unici che vanno in giro per le montagne fuori dai sentieri, avendo l'occasione di vedere posti bellissimi. Un esempio di cosa vuol dire andarsi a prendere i punti di campionatura. Fare una stima delle portate è un sistema molto banale, ma più o meno funziona è questo. Che cosa fa il nostro collega con l'aiuto della Sciaula? Semplicemente cerca di misurare in quanto tempo si riempie un secchio. Qui il ruscello passa, è abbastanza, come dire, incanalato, quasi come un rubinetto che viene, quindi già una valutazione di quanti secondi si riempie un secchio da 5 litri è già un modo per stimare. In grotta si può fare una cosa ancora più complicata, che cosa fanno i miei amici speleologi? Stanno semplicemente sciogliendo del sale nell'acqua e c'è un altro speleologo con un quantitimetro 20 metri, 15 metri più a valle, che misurerà nel tempo come cambia la producibilità dell'acqua, quindi in quanto tempo passa il sale. E io so quanto sale sono riuscito a sfogliare, ho una stima di
quanta acqua sta passando. Quindi nel febbraio del 2020 vengono individuati tutti questi punti, sorgenti o piccoli rii, da campionare dopo che gli speleologi hanno messo il tracciante nella grotta, da campionare, per capirsi, 2 volte al giorno della prima settimana, 1 volta al giorno per la seconda settimana e poi, se il tracciante non esce, ancora più avanti nel tempo. Il primo tracciamento, quando abbiamo fatto il primo tracciamento con il collega Maurizio, sono andato qua su dopo mezzanotte con il bosco illuminato dalla luna piena, una cosa bellissima, però poi insomma è sempre un po' una fatica, no? Quindi un ramo viene tracciato con il tinopal, l'altro ramo viene tracciato con la fluoresceina. Come ha detto Franco, ad alte concentrazioni il tinopal fa assumere all'acqua una colorazione blu. Il tinopal, per capirsi, è uno sbiancante che viene anche usato nei detersivi delle lavatrici a piccolissime concentrazioni. Uno dei problemi del tinopal è che non si può usare in zone fortemente antropizzate, ovvero fortemente influenzate dagli scagli delle lavatrici della gente. Oddio, lo si può anche fare, questo significa che bisogna fare un giro di campionamenti e una misura, come dire, del valore minimo di tinopal esistente prima di mettere il tracciante, fare quello che si dice i bianchi. Non c'è purtroppo una foto della fluoresceina. Ecco, il giorno dopo però, in un piccolo affluente in riva destra del Cornappo, da un paio di piccole sorgenti, effettivamente per un paio di giorni è uscita acqua clamorosamente verde. Poi per fortuna si è rapidamente diluita, per cui se uno passava per la strada da De Bellis per andare a Linis, il Cornappo era perfettamente pulito. Poco più a valle di questo punto avevamo piazzato il fluorimetro in continuo, e quindi, come dire, il fluorimetro ci dice il picco, ci dice qual è stata la concentrazione massima, come dire, il tempo passato fra il picco e il momento di emissione ci dice che l'acqua in quel tratto della montagna si muoveva a 40 metri all'ora. Vi ricordate che ho detto Franco, in pianura saranno 40 metri al giorno, forse 40 metri alla settimana, è un movimento molto più veloce. Diciamo, tutti questi dati ci dicono la velocità con cui l'acqua ci muove, ci dicono anche che praticamente il 70-80% del tracciante è uscito di lì, come dire, non ci sono strade intermedie, è una strada diretta. Però, punti di domanda, tutti i punti di campionatura lato torre non hanno dato nessun risultato. Certo, i fluorimetri di laboratorio hanno un'elevatissima sensibilità per la fluoresceina, tipo 0,05 parti per milione e solamente lo 0,1 per il tinopal. Però, nonostante appunto 15 o 20 giorni di campionatura, nulla si è visto. Quindi, come dire, il risultato è stato metà risultato. Sappiamo che un pezzo della grotta manda verso il Cornappo, però l'altro ramo doveva finire. Allora, l'anno dopo è stato rifatto un secondo esperimento. È stata tracciata, è stato messo della fluoresceina nella grotta del Partigiano, che si sviluppa direttamente nei calcari della Bernardia, in modo di avere anche una valutazione di come si muovono le acque nei calcari e non nel fish. È stato ripetuto lo stesso tipo di campionamento nello stesso ramo di Tirfo, ovviamente anche perché è stata cambiata grotta, i punti di prelievo sono stati di nuovo
come dire, cambiati, abbiamo abbandonato quei punti di prelievo che non avevano dato nessun risultato, alcuni sono stati ripetuti, insomma abbiamo un po' cambiato la strategia di campionamento. Questa è l'emissione della fluoresceina nella grotta del Partigiano. Appunto la fluoresceina ad altissime concentrazioni è rosso pieno, poi diventa verde, poi pian pianino si diluisce. Ad esempio un'importante accortezza che bisogna avere quando si fanno questi esperimenti, come dire, quella persona che ha messo la fluoresceina in grotta non sarà certamente la persona che andrà a prendere i campioni della sorgente, perché nei suoi vestiti, nella sua pelle gli rimane fluoresceina per mesi. No, siccome stiamo parlando di parti per milione, no? Come dire, chi si è sporcato le mani per mettere il tracciante nella grotta non partecipa alle operazioni di campionamento dei campioni fuori, no? Torno indietro giusto per capirsi. Eccolo, adesso parlerò di Tor 2, ovvero un punto del torrente Torre, 1 chilometro a sud di Vedronza, 500 metri a sud della grotta di Vedronza, insomma circa a metà strada. Lì sono stati fatti tutta una serie di prelievi, non mi ricordo se c'era un fluorimento in continuo, e praticamente 24 ore dopo l'immissione è cominciato a venire fuori fluoresceina non visibile, fluoresceina di cui ci si accorgeva solamente andando in laboratorio il giorno dopo. Ma questa è proprio l'acqua del fiume. Ma andando a prendere l'acqua del fiume, un nostro collega, Michele Potlecca, si è accorto che sia in riva a destra che in riva a sinistra del Torre c'erano delle piccolissime venute d'acqua che, come vedete dalle fotografie, erano verdi. Quindi la fluoresceina, cioè come se lì la zona del Torre fosse una specie di spugna da cui da tanti piccoli fori venivano fuori piccole quantità d'acqua, ovviamente molto concentrate, che poi finiscono nel Torre. Vedete che proprio sono lungo le rive del fiume. Quindi un attimo, come dire, 1 metro quadrato di acqua verde, poi immediatamente viene diluita, il colore non lo vedo più. Però che cosa abbiamo fatto a questo punto? Siamo andati a, come dire, non solamente a campionare l'acqua del fiume, ma andare a campionare proprio i punti da cui usciva l'acqua verde. E questo è stato fondamentale, perché da questi piccoli punti la concentrazione di Tinopal riesce a essere visibile dai nostri strumenti. Quindi in qualche modo, poi ci sono altri grafici, eccoli qua, diciamo questi grafici sono la rappresentazione matematica del fatto che siamo riusciti a trovare anche il Tinopal. Probabilmente il Tinopal è uscito da quei piccoli buchi anche l'anno precedente, solo che noi andavamo a prendere l'acqua troppo diluita e non eravamo capaci di individuarla. Quindi vedete bene che è un problema di concentrazione, di scelta dei punti di campionamento. È chiaro che è stato messo 1 chilo di Tinopal, non se ne potevano mettere 4, è un rischio troppo forte. Bisogna giocare con le concentrazioni e avere anche un po' di fortuna. Quindi per ogni tracciamento sono stati prelevati circa 700 campioni, analisi del Tinopal, analisi della fluoresceina, 1500 analisi. Per andare a prendere tutti quei punti di campionamento, vedete l'elenco, 38 persone, la maggior parte del circolo, più con l'aiuto di altri gruppi. Mi sono dimenticato di Renzo? Ah, se non c'è Renzo, vedete che è sempre difficile, sempre si sbaglia. 39.
Quindi è stato un buon esperimento, ho perso molto tempo soprattutto a cercare di capirvi il metodo, la complessità, quali sono i problemi da risolvere, solamente per scoprire, uno potrebbe dire anche in modo deludente, che effettivamente quella grotta è in inglese watershed, lo spartiacque sotterraneo, no? Abbiamo visto nel Canin che la linea di cresta Canin, Ursic, Cerniala non è lo spartiacque, e qui abbiamo scoperto uno spartiacque sotterraneo, che è già un buon risultato interessante. Avrei voluto ringraziarvi anche usando il dialetto delle Valli del Tore, e ho scoperto che esiste online un glossario del dialetto del Tore dal linguista francese, come si chiama? Coudray. C'è un linguista francese che alla fine del Novecento passa mesi a studiare il dialetto sloveno delle Valli del Tore, pubblica i suoi dati e li lascia nella biblioteca di San Pietroburgo, e una decina di anni fa sono stati pubblicati a cura dell'Università di Udine. Molto, molto interessante. Ma in italiano significa grazie a tutti per l'attenzione. Ci sono curiosità? Volete sapere quanto tempo dura addosso la fluoresceina? A lungo. Nonostante le aggiunzioni. Va bene. E se non... Dicevo, questo per inciso è andato così perché poi si capiscono tante cose. Nel caso triestino avevano iniziato a fare tracciamenti. Franco, Sì, scusa il problema di tecnici. Perché si impara imparando, no? Allora, nel caso triestino gli esperimenti con fluoresceina, con fluorescenza sono iniziati molto tempo fa, anche perché c'erano un sacco di problemi per Trieste. Ma al di là da quello, uno dei risultati eclatanti era stato che un'acqua uscente, fate conto, proprio in mezzo al flis, quindi assolutamente non collegata al calcare del Carso, a quote non legate alle acque di Trevigiano, quindi troppo elevate eccetera, era risultata positiva. E quindi ci sono state per decenni tutto un insieme di ipotesi, assolutamente forti ipotesi, sul spiegare come mai quella sorgente avesse dato risultati positivi ad un tracciamento eseguito a San Canziano. Non so se mi spiego. Allora, andando a vedere col senno di poi è evidente che chi è andato a campionare doveva essere anche andato a buttare le cose, per cui come niente si sporca un campione, si mette l'acqua in 1 litro, a quei tempi lì poi la fluorescenza bastava, illuminavano con la lampadina, se faceva pip-ploc era a posto, no? Non c'erano questi strumenti. Ecco, quindi per far capire come oggi, siccome si vogliono avere dei risultati con quella minima contaminazione, quindi in modo tale da non disturbare niente a nessuno, ecco, bisogna stare molto attenti, e quindi i campionamenti delle cose prevedono attenzione, un sacco di gente, un sacco di tempo, un sacco di cose via, perché sennò basta niente per avere dei risultati che poi non sono validi e non ripetibili. Ecco, mi dispiace per i vestiti ma se vuoi il dettaglio erano i baffi. Erano i baffi veri. Ah, i baffi veri, quelli eri luminoso di tuo. Perché ho fatto così e quella è stata la fine. Bisogna tagliarsi i baffi. Ci sono le prove, Ci sono quelli le di prove. baffi sali. 4 giorni di doccia. Hai contaminato questo prodotto. Sì. Quindi se non avete così curiosità o cose del genere, non faccio altro che ringraziare i 2 relatori e voi che avete fatto anche, diciamo,
una sfida al tempo,